Nascidele a tutti e benvenuti al Tibet This Week, un servizio settimanale in lingua italiana che riporta le ultime notizie riguardanti il Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Guardiamo ora i titoli delle notizie principali. Sua Santità il Dalai Lama, a causa del Covid-19, continuerà ad impartire i suoi insegnamenti in modalità virtuale. La Cina avverte gli utenti tibetani di Internet della messa in atto di una campagna fortemente repressiva. È prevista una visita virtuale a Dharamshala da parte del coordinatore speciale statunitense Destro. Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana si congratulano con la presidente Pelosi per la sua rinnovata elezione. Si sono tenute le elezioni preliminari tibetane del 2021 per il Sikyong e i nuovi membri del Parlamento. Si assiste al 17° anniversario del Concilio Centrale di Medicina Tibetana. Giovedì mattina Sua Santità il Dalai Lama ha concluso l'insegnamento di 3 giorni sul Sutra del Cuore, eseguito su richiesta della comunità buddista coreana. Nelle conclusioni, Sua Santità ha affermato che, malgrado viaggiare e incontrarsi fisicamente siano stati limitati a causa della pandemia di Covid-19, continuerà comunque ad impartire i propri insegnamenti online. 이번 이루자는 그 자제도네 아는 시제 도스케셰 아니 드롤링셰 고두셰 그 모든 제도리. Commentando la situazione pandemica, si è complimentato con gli scienziati e lo staff medico per il loro rigoroso sforzo per trovare una cura alla malattia. 주도 예배이나 롤헬 전에 아니 지 내염도 봐 세야게 한다. 천지부든다 적자든지 In una recente comunicazione, le autorità cinesi nella regione autonoma del Tibet hanno annunciato la messa in atto di persecuzioni penali contro coloro che utilizzeranno i mezzi comunicativi online per partecipare ad attività contro il Partito Comunista Cinese. Nella comunicazione, risalente al 24 novembre 2020 e postata pubblicamente il 24 dicembre, si dichiara che le autorità colpiranno duramente i colpevoli in accordo con la legge. Il Partito di Stato cinese, con il fine di mantenere la stabilità sociale, ha bandito molti motori di ricerca e piattaforme di social media, come Google, Facebook e Twitter, che permetterebbero più libertà di parola e di informazione. È prevista per la prossima settimana una visita virtuale a Dharamshala, la sede dell'amministrazione centrale tibetana, da parte del coordinatore speciale americano, assistente segretario per la causa tibetana, Robert Destro. Il coordinatore speciale Destro incontrerà il presidente e i ministri del governo del Parlamento tibetano in esilio. Oltre all'incontro, l'assistente segretario Destro interagirà virtualmente anche con artigiani e giornalisti tibetani. Questa è la prima volta dalla sua nomina all'ufficio nello scorso ottobre che il coordinatore speciale per la causa tibetana Robert Destro dialoga formalmente con gli ufficiali dell'amministrazione centrale tibetana e con i membri della comunità tibetana in esilio in India. Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana si sono congratulati con Nancy Pelosi per aver ottenuto il 4º mandato come presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Nella sua lettera di congratulazioni, Sua Santità scrive: «Non ho alcun dubbio che come Presidente della Camera continuerà ad avere un ruolo cruciale nel portare avanti le speranze e le aspirazioni del popolo americano, ma anche nell'aiutare a costruire un mondo più pacifico e armonioso». Anche il Presidente dell'amministrazione centrale tibetana, il dottor Lobsang Sangay, e il Vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio, Acharya Yeshi Phuntsok, si sono congratulati con Nancy Pelosi per la sua vittoria. I tibetani in esilio si sono presentati in massa per votare per il prossimo Sikyong e i nuovi membri del 17° Parlamento tibetano, nelle elezioni preliminari del 2021, tenutesi il 3 gennaio. Nonostante le derivanti difficoltà della pandemia di coronavirus, il turno preliminare delle elezioni generali del 2021 riportano un livello straordinario di partecipazione, soprattutto tra i giovani tibetani.
Gli elettori tibetani nei paesi dell'Europa occidentale, sotto la guida degli uffici del Tibet in Belgio, Paesi Bassi, Francia e Spagna, hanno esercitato il loro diritto di voto durante le elezioni preliminari per il Sikyong del 2021 e per eleggere i membri del 17° Parlamento, nonostante in molti in questi luoghi vigessero severi lockdown dovuti al Covid-19. La comunità tibetana in Giappone ha partecipato attivamente al turno preliminare delle elezioni ed è stata registrata una percentuale di votanti di circa il 70%. Anche i russi e i tibetani hanno raggiunto l'ufficio elettorale con molto entusiasmo per esprimere il loro voto. Quel giorno anche il Sikyong attualmente in carica, il dottor Lobsang Sangay e i membri del governo hanno espresso il loro voto. Il 5 gennaio 2021 il Concilio Centrale di Medicina Tibetana ha celebrato il suo 17° anniversario dalla sua fondazione, con l'inaugurazione dell'ufficio del Concilio. L'ospite d'onore del programma, Kalon Chokyong Wonchuk, del Dipartimento di Salute, ha inaugurato il nuovo ufficio del Concilio nel Dipartimento di Salute presso l'amministrazione centrale tibetana, a Ganchen Kishong. L'ospite speciale del programma, il presidente deputato Acharya Yeshi Phuntsok del Parlamento tibetano in esilio, ha lanciato virtualmente un libro sulla medicina tibetana, redatto dal Concilio Centrale di Medicina Tibetana. Questa era l'ultima notizia, noi di Tibet TV vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.